Fiori bianchi davanti all'entrata del bar gestito da papà Moreno e da mamma Nicole. Fiori bianchi sul platano dove l'auto della 34enne è andata a schiantarsi sabato pomeriggio. L'omaggio carico di dolore di amici e comunità per la famiglia distrutta dal dolore. Mentre l'inchiesta nel frattempo va avanti. Per la morte di Edward Bressaglia, di appena 4 anni e mezzo, mamma Nicole è stata iscritta nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio stradale. Il dramma che si somma al dramma, un atto dovuto, spiegano gli investigatori, per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Dalle indagini si dovrà appurare se il piccolo viaggiava regolarmente agganciato con le cinture al seggiolino fissato al sedile. Per gli inquirenti che indagano sul caso, l'auto è sbandata a causa di un colpo di sonno. La giovane madre aveva infatti trascorso tutta la notte al pronto soccorso del Cafoncello. Aveva accompagnato Edward al nosocomio perché faceva fatica a respirare a causa di una bronchite. La tragedia ha colpito gli amici, i clienti e gli esercenti che lavorano nella stessa via del Caffè delle Rose. Sulla porta d'entrata alcuni di loro, in rispettoso silenzio, hanno deposto dei fiori bianchi, come quelli nel luogo dell'incidente. Stupore e incredulità fra i residenti a Spresiano, dove la coppia è molto conosciuta e stimata. In queste ore terribili, Moreno Bressaglia è sempre rimasto a Caffoncello accanto alla compagna ricoverata nel reparto di medicina d'urgenza per assisterla e consolarla. La procura ha stabilito inoltre di non procedere all'autopsia sul corpo del bambino, in attesa dell'addio al piccolo Edward.